venerdì 18 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco torneremo da Emanuela dunque per la lettura dei quotidiani, intanto regionali, ma cominciamo con un'ultima ora, truffa aggravato, riciclaggio ai danni dell'Unione Europea, sequestrati beni e denaro per un valore di circa 700.000 euro. Dalle indagini è emersa la figura di 4 persone, tra i quali 2 coniugi che, sebbene formalmente impiegati statali, risultavano di fatto e di diritto gestire alcune attività economiche, tutte legate al settore agricolo e alcune delle quali percettrici di contributi della AGEA. Un terzo indagato aveva assunto formalmente la carica di titolare di ditta individuale e di amministratore di altre 2 società, in quanto si è adoperato per effettuare molteplici operazioni di trasferimento di denaro in modo da ostacolare l'individuazione della illecita provenienza del denaro, realizzando così il suo riciclaggio. Ancora una notizia, un motociclista è morto in un incidente stradale che è avvenuto ieri sera a Taormina sulla via Pirandello in direzione della costa. A perdere il controllo di un Beverly Piaggio, un uomo di 47 anni. Stando ad una prima ricostruzione sarebbe andato ad impattare contro uno dei muretti in pietra sulla strada di accesso più antica alla cittadina turistica. E adesso andiamo ad Agrigento perché c'è stato un uomo del Bangladesh, un cittadino è stato arrestato, originario del Bangladesh, perché accusato di avere molestato dei ragazzini proprio migranti, minacciandoli che nel caso in cui avessero rivelato quanto subito li avrebbe fatti rimpatriare. 6 minorenni bengalesi arrivati in Italia senza familiari sarebbero stati costretti a subire abusi sessuali sotto la minaccia del rimpatrio. La squadra mobile di Agrigento ha arrestato un cittadino italiano originario del Bangladesh con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire le indagini è stata la denuncia di un operatore della comunità per minori che ospitava i ragazzi. Ascoltati alla presenza di una psicologa e di un mediatore culturale, i minori hanno fornito versioni chiare e coerenti. L'uomo avrebbe agito in luoghi appartati e anche nella propria abitazione, utilizzando violenza e minacce. È stato trasferito nel carcere Pasquale Lorenzo di Agrigento. Le indagini sono ancora in corso. E adesso proprio cominciamo la lettura dei quotidiani proprio da questo grave fatto di cronaca che è arrivato nelle redazioni proprio ieri sera. Sì, vediamo in questa pagina della Sicilia, ad Agrigento, le violenze sessuali e le minacce a 6 minorenni stranieri. Arrestato, se parli, se riferisci di questi rapporti sessuali verrai rimandato in patria. Questa era la minaccia che veniva utilizzata per tutti questi ragazzini bengalesi che erano giunti appunto in Italia senza familiari. Arrestato un connazionale che deve rispondere per le ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata, consumata e tentata. I ragazzini, spaventati all'idea di tornare indietro, sono rimasti in silenzio. A denunciare però è stato uno degli operatori della comunità dove i giovani si trovavano. I minori vittima, sentiti dagli investigatori, che poi sono stati anche supportati da una psicologa e da un mediatore culturale, hanno appunto confermato queste violenze che hanno dovuto subire da quest'uomo. Grazie Emanuela, adesso torniamo a occuparci del femminicidio della giovane Sara Campanella. Il coltello che è stato ritrovato dagli investigatori non è quello utilizzato dal suo assassino, ma intanto arriva la notizia che il legale proprio del collega che ha ucciso Sara, collega universitario che ha ucciso Sara, sta per chiedere la perizia psichiatrica per il giovane. Le tracce di sangue sul coltello non sono compatibili con la vittima. Sono queste le prime risultanze delle analisi di laboratorio eseguite dal reparto del RIS di Messina sul coltellino svizzero trovato a 150 metri dal luogo dell'omicidio di Sara Campanella. Si cerca quindi ancora l'arma che ha utilizzato Stefano Argentino per uccidere la studentessa di Miss Ilmeri la sera del 31 marzo. Su questo punto il ragazzo non ha risposto durante gli interrogatori con i magistrati che seguono le indagini, un aspetto che lascia aperti alcuni quesiti: dove e quando lo ha preso e dove e come se ne è liberato, che complicità ha avuto, che fine ha fatto quell'arma. Stefano se ne è liberato da solo, lo ha nascosto o qualcuno l'ha fatto per lui? Ancora al vaglio del RIS invece alcuni vestiti sequestrati allo stesso Stefano Argentino
che presentano tracce di sangue, ma le analisi ancora non sono definitive. Intanto nel carcere di Gazzi il giovane ha incontrato il suo avvocato Giuseppe Cultrera, che ha anticipato la richiesta di una perizia psichiatrica su Argentino, una mossa che non ha sorpreso l'avvocata Cettina Latorre, che tutela la famiglia di Sara. È una mossa che ci aspettavamo, una strategia difensiva tipica nei casi di femminicidio, quella a cui ricorrono tutti gli assassini, soprattutto quando hanno confessato nel tentativo di ottenere uno sconto di pena. Ha detto: le perizie psichiatriche in questi casi sembra costituiscano la panacea di tutti i mali, ha commentato la legale che assiste i familiari di Sara Campanella. Allora andiamo di nuovo da Emanuela. Ieri in qualche modo si era detto di questo coltellino che non corrispondeva all'arma del delitto, però adesso c'è questa richiesta di perizia psichiatrica. Sì, che poi è un po' quello a cui fanno ricorso tanti avvocati in questi casi di femminicidi. Ci si appella sempre a questa infermità mentale appunto della reo confesso, in questo caso, nel caso specifico di Argentino. Vediamo su Repubblica, lo Zen intanto protesta nel nome di Sara, ancora proteste in Sicilia, in varie città, allo Zen di Palermo ma anche a Messina. Vediamo appunto dei ragazzi che scrivono, quante altre, insomma, suppongo che ci sia scritto debbano morire affinché qualcosa cambi, perché questo è in sostanza poi l'interrogativo di tutti quanti. Chiesta perizia psichiatrica sul killer, il legale dell'assassino reo confesso ha detto non l'ho trovato lucido, ma come dicevamo spesso è una strategia appunto della difesa, perché è chiaro che non si può chiedere l'assoluzione in questo caso di Argentino, in quanto ha confessato comunque di aver ucciso Sara Campanella. Quindi le intenzioni della difesa, vediamo sulla Sicilia di oggi, di procedere alla richiesta di una perizia psichiatrica, era stata stigmatizzata dall'avvocato Concetta Latorre, legale della famiglia invece Campanella, che ad ADN Cronos ha parlato di una mossa aspettata tipica appunto nei casi di femminicidio. È definito invece il reo confesso lucido nel momento in cui ha aggredito a morte la povera Sara. Ricordiamo che lui per più di 2 anni la stalkerizzava, le mandava in maniera ossessiva dei messaggi, quindi comunque c'era già un percorso fino ad arrivare poi a questo gesto estremo. Il titolo è perizia psichiatrica appunto per Argentino. Il difensore del ragazzo che ha ucciso Sara svela le prossime mosse, gesto ingiustificato con un disagio alle spalle. Invece appunto, come abbiamo già visto, il legale della famiglia Campanella dice era lucido. E adesso torniamo a occuparci del fenomeno delle corse clandestine di cavalli. C'è un video che mostra l'ennesima corsa, come detto, clandestina sulle strade della provincia di Catania. In sottofondo ci sono anche colpi di pistola. Scene da Far West. Cavalli lanciati al galoppo in strada, colpi di pistola e uno stuolo di motorini che urlano per incitare i fantini protagonisti della folle corsa clandestina. Tutto immortalato dai cellulari con un video che è diventato virale in pochissime ore, postato sul social preferito da criminali e malviventi. Il filmato è adesso al vaglio degli investigatori che attraverso i dettagli cercano di risalire ai protagonisti. La strada teatro dell'evento sembra essere la provinciale 69 che da Passo Martino conduce a Lentini. Si vede anche qualche targa e qualche volto scoperto che certamente sarà utile all'indagine. Ovviamente dietro ogni corsa clandestina c'è un giro di scommesse. Le forze dell'ordine provano con tutti i mezzi a contrastare questi fenomeni criminali. Durante i controlli nel territorio trovano spesso stalle abusive, farmaci dopanti e animali maltrattati. L'ultima operazione delle scorse ore condotte dai carabinieri di Randazzo è riuscita a interrompere lo svolgimento di una corsa sulla provinciale per Castiglione di Sicilia. Sul posto 2 calessi trainati da cavalli che percorrevano la strada ad altissima velocità, ciascuno con a bordo un fantino e accompagnati da auto e motocicli per scorta e supporto. 3 persone alla fine sono state denunciate. Altra vicenda di malcostume. Sì. Emanuela. Di cui parlano tutti, ritorna la Sicilia su questo argomento. Già ieri era uscito appunto un ampio articolo su questo fenomeno che purtroppo continua ancora a caratterizzare il capoluogo etneo. Caccia aperta, leggiamo oggi, alla scorta armata dei fantini. La corsa clandestina di cavalli a Catania, la mobile adesso indaga su questo video girato appunto nella zona di Passo Martino per risalire a organizzatori e
pistoleri. E poi c'è la rabbia del sindaco trantino che parla di un'immagine di una città devastata. Nel post Enrico Trantino scrive: io minacciato, lo ha scritto sui social network, io minacciato per l'azione di contrasto, non posso revocare la cittadinanza per indegnità, altrimenti lo farei volentieri. E poi c'è un approfondimento oggi sempre sulla Sicilia, affari e onore, la passione dei boss etnei proprio per i cavalli, altro che gli otru, corse clandestine ma anche tombe e simboli dei clan. E ancora l'indagine della Commissione Nazionale Ecoreati, le istituzioni compatte lavorino sul fenomeno, sono stati già effettuati diversi sopralluoghi a San Cristoforo, che ricordiamo è un quartiere della città dove ci sono tante stalle abusive. Spesso abbiamo raccontato appunto di blitz da parte delle forze dell'ordine per scovare queste stalle dove appunto vengono detenuti questi animali, tra l'altro in cattive condizioni, spesso anche dopati. E poi vediamo su Repubblica il rodeo di Catania e la resa del sindaco. E qui appunto un frame del video della corsa clandestina che è stato postato sui social. Restiamo a Catania, c'è un Arsenio Lupin a Picanello, ladri restituiscono la refurtiva e si scusano con un biglietto, è tornato il sorriso a casa 21. Siamo ladri, ma non sapevamo che era Associazione Ragazzi Down. Ci scusiamo. Buona Pasqua, firmato Arsenio Lupin. Ve lo facciamo vedere. Non è uno scherzo né un cartone animato, ma la favola al lieto fine del furto a Casa 21, che si occupa di inclusione sociale e sostegno alle famiglie con figli con sindrome di Down. Dopo l'ondata di indignazione per avere sottratto elettrodomestici e colombe realizzate proprio dai ragazzi, è arrivata anche la sorpresa. Tra lo stupore dei presenti, una grossa busta è stata lasciata davanti al portone, all'interno gran parte della refurtiva. La seconda possibilità si dà a tutti, e per quanto ovviamente il gesto è sicuramente sempre biasimabile, assolutamente, però in questo tentativo di tornare indietro e di ripensare a quello che è stato fatto vuol dire che un po' di speranza c'è, quindi è una buona Pasqua, sicuramente ancora più buona. Ne prende atto il presidente del secondo municipio, uno dei primi a ricevere la bella notizia. Commovente per quello che è successo nel giro di 24 ore. Ieri li ha definiti esseri indegni, oggi? Oggi vi dico che se avete difficoltà non andate a rubare, rivolgetevi alle associazioni, alle istituzioni, ci sono altri modi di portare il pane a casa. Nel frattempo si era attivata una straordinaria gara di solidarietà che ha portato colombe, uova di cioccolato ed elettrodomestici. Abbiamo aderito anche noi, ci sembrava giusto fare questa donazione. Chi ha fatto donazioni e c'è anche chi ha regalato l'impianto di videosorveglianza. Grazie a tutti i catanesi, siciliani, ma anche grazie a tutta Italia, perché stanno arrivando donazioni da parte di tutta Italia, e quindi buona Pasqua a tutti. Certamente è una bellissima pagina, questo, diciamo, questa seconda parte. Una Pasqua di redenzione per qualcuno. Vediamo sulla Sicilia, naturalmente, Vita 21, dopo il raid donato un antifurto e restituite 13 colombe. Scusate, buone feste, l'antifurto è stato donato perché c'è stata subito una macchina della solidarietà che si è messa in moto dopo questo increscioso, insomma, episodio, e però ci sono anche questi ladri che si sono insomma pentiti del gesto perché non sapevano di aver poi rubato proprio ad un'associazione che si occupa degli altri e di aiutare il prossimo. Scusate. Buone feste nel bigliettino. Adesso invece voltiamo pagina, ci occupiamo di calcio perché c'è un colpo di scena in casa Messina, dove la situazione societaria è davvero insostenibile, si è dimesso anche il presidente, ma diciamo ad aggravare la situazione adesso c'è la crisi di carattere tecnico, perché l'allenatore Simone Banchieri è stato esonerato a meno di 48 ore dalla trasferta di Foggia.
Alla crisi societaria si aggiunge anche quella tecnica. Nella tarda serata di ieri l'allenatore Simone Banchieri è stato esonerato. Al suo posto in panchina a Foggia andrà il vice Antonio Gatto. Banchieri è entrato in rotta di collisione con la squadra il direttore sportivo Domenico Roma, in un contesto sempre più delicato per le note vicende societarie. Domani in Puglia i giallorossi cercano i 3 punti per alimentare le speranze di giocare il play-out. Speranze però che potrebbero essere vanificate da una grave crisi societaria che non ha permesso mercoledì scorso di pagare ai tesserati stipendi e contributi, anche se la nuova penalizzazione dovrà essere scontata nella prossima stagione indipendentemente dalla categoria. I club giallorossi in un comunicato hanno parlato di fallimento premeditato con attacchi indirizzati ai vari attori della vicenda, Pietro Sciotto su tutti. Sono stati ringraziati invece gli imprenditori che hanno dimostrato attaccamento con la raccolta fondi che non è andata a buon fine, rivolto infine sostegno incondizionato ai giocatori, gli unici ad avere onorato la maglia. E adesso diciamo, andiamo a chiudere la rassegna stampa regionale con le altre notizie, Emanuela. Sulla Gazzetta del Sud vediamo in prima pagina nel taglio basso ACR Messina un altro terremoto, esonerato appunto l'allenatore Banchieri. Determinante sarebbe stata la rottura con parte dello spogliatoio, quindi insomma per il Messina sono tempi durissimi, soprattutto alla fine di questo... Diciamo che piove sul bagnato in casa Messina. Alla fine del campionato. E vediamo le altre notizie in prima pagina. Intanto in alto la droga tra la Calabria e Messina, la Cassazione conferma 4 condanne e ancora vediamo riaperto il ponte Fiume di Nisi, il cantiere è durato quasi 7 anni. Nel taglio centrale invece Messina continua l'invasione di tir e auto, chiusi gli approdi a Tremestieri, l'insabbiamento provocato dalle mareggiate ma anche da una burocrazia inefficiente. Poi pubblicato il report per quanto riguarda il ponte sullo Stretto, approvato dal Consiglio dei Ministri. La relazione sui motivi imperativi di interesse pubblico, così appunto è stato scritto, è stata trasmessa all'Unione Europea. Vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo, provinciali e sotto governo, la resa dei conti nel centro-destra, quindi la politica in primo piano anche oggi, caccia ai 18 franchi tiratori dopo la bocciatura all'ARS di cui parlavamo ieri dell'aumento dei compensi ai manager, e per la guida del PD siciliano torna Cracolici con una lettera a Schlein, dice sono disponibile, quindi Cracolici si fa avanti come prossimo segretario appunto regionale del Partito Democratico. Ieri il taglio del nastro di Schifani sulla 19, nell'odissea appunto delle strade siciliane, 3 tagli di nastro in un giorno solo sulle strade della Sicilia, che appunto sono costellate da cantieri infiniti, un'accelerazione importante nei miglioramenti della viabilità, dice il presidente della regione Renato Schifani, ma resta ancora il cantiere da record della Palermo Agrigento. E poi vediamo appunto femminicidi, lo Zen in piazza, già abbiamo visto l'approfondimento, chiesto il test psichiatrico sul killer di Sara, e la folle corsa dei cavalli a Catania, la risposta zoppa, scrive oggi Repubblica, del sindaco. Vediamo anche la prima pagina del giornale di Sicilia, già come puoi ben vedere insomma dalle foto di che cosa parleremo tra poco, perché ci aprono tutti praticamente con questo incontro, ma intanto non andiamo troppo avanti. Vediamo qui, via libera alle 4 tratte dei tram. Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato l'ultima delibera, mega opera da 730 milioni. Si attende ora il parere sull'impatto ambientale, i collegamenti previsti. E poi vediamo se ci sono altre, ecco qui, regione, contributo per i poveri
il contributo appunto voluto dalla Regione, valanga di 97.000 istanze, i calcoli dell'IRFIS sull'una tantum per accontentare tutti, servono 250 milioni invece dei 30 che sono stati messi appunto sul tavolo della Regione. E poi velocemente vediamo la prima pagina della Sicilia. Sì. E allora vediamo appunto, si indaga sui pistoleri delle corse clandestine, ma poi c'è questa bella storia, perché raccontiamo sempre di una sanità insomma che non ci dà molte soddisfazioni, però a Sciacca la spola del primario perché manca un farmaco oncologico, lo va a prendere lui, ma non sono un eroe. Grazie Emanuela, vado subito invece a Messina dal nostro Francesco Triolo, perché il Sicilia Express praticamente sta arrivando in questi minuti. Buongiorno Francesco. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Lo vedete alle mie spalle il Sicilia Express di Pasqua che ha fatto ingresso adesso nella stazione centrale di Messina. Siamo al binario 9, binario 10. Avverrà una manovra tangente, cioè lo scoppiamento del treno che arriva. Abbiamo qualche problema sul collegamento con Messina, abbiamo visto però l'arrivo del Sicilia Express, fra poco torneremo di nuovo dal nostro Francesco Triolo, ma vedo già un altro collegamento pronto, allora ne approfitto, c'è la Polstrada stamattina, anche stamattina con noi come sempre, la sezione è quella della Sicilia orientale, siamo a Siracusa, l'ispettore Corrado Paolo Sipala, buongiorno, ben trovato. Le ultime notizie. Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale, Sicilia Orientale, sezione di Siracusa. Allora vediamo la situazione della viabilità sulle strade principali. La mattinata ci consegna una situazione piuttosto tranquilla, non si segnala infatti alcuna criticità sulle strade di nostra competenza. Sulla tangenziale di Catania in direzione di Siracusa e sulla A18 diramazione partendo dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud verso Catania Centro registriamo le sempre ormai consuete code dovute al traffico intenso per l'orario di punta. Per quanto riguarda la rete autostradale, partendo dalla zona nord, quindi dalla A20 Messina-Palermo, non abbiamo fortunatamente alcuna criticità. Sulla A19 da Catania-Palermo segnaliamo la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta per quanto riguarda i veicoli che si muovono in direzione Catania. La 18 invece, la Messina-Catania, segnaliamo code e rallentamenti nei pressi dello svincolo di Acireale per i veicoli che si muovono in direzione verso Catania a causa della presenza di un cantiere stradale. Sull'autostrada 01, quindi Catania-Siracusa Modica, si segnala sempre il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore ai 7,5 tonnellate per quanto riguarda il tratto tra Avola e Cassibile. Passando alle strade statali, dunque la 121, la Catania-Paternò, segnaliamo i consueti rallentamenti per il traffico intenso sul tratto compreso tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. E poi abbiamo la 192, quindi Valle del Dittaino, segnaliamo i lavori di demolizione della parte superficiale del ponte di Taino, per cui consigliamo agli utenti in transito di utilizzare il percorso alternativo opportunamente presegnalato dalla cartellonistica di cantiere, quindi il percorso alternativo con uscita allo svincolo di Agira e ritornando appunto sulla 19 allo svincolo successivo che è quello di Catena Nuova per i veicoli che vanno in direzione Catania oppure viceversa per i veicoli che si muovono in direzione Enna-Palermo. Infine aggiungiamo appunto che in occasione delle prossime festività pasquali si prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale, per cui richiamiamo l'attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché vengano adottati
adottati tutti quei comportamenti di guida prudenti e rispettose delle norme del codice stradale. Si ricorda inoltre, prima di partire, di verificare l'efficienza del veicolo, sistemare razionalmente i bagagli, cercando di equilibrare i pesi per evitare appunto degli squilibri del veicolo stesso ed evitando di sovraccaricare le autovetture. Individuare anche una corretta posizione per il trasporto degli animali, sia nel rispetto del codice della strada che anche nel rispetto degli animali stessi che vengono trasportati. Evitare dei pasti abbondanti e alcol e successivamente e immediatamente dopo mettersi alla guida dei veicoli. Cercare di mettersi alla guida sufficientemente riposati, tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, quindi cercando di adottare dei provvedimenti di regolazione della circolazione, appunto per favorire la fluidità degli spostamenti stessi. Che dire, dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale è tutto, per cui con l'auspicio per tutti di trascorrere delle serene festività pasquali, auguriamo buon viaggio e buona strada a tutti gli utenti in transito sulle nostre strade statali. Grazie, grazie, auguri anche a lei, grazie all'ispettore Corrado Paolo Sipala. Ci ritroviamo martedì in collegamento con la Polla Strada, considerato che lunedì non saremo in onda con Buongiorno Sicilia, ma intanto per voi immaginiamo ci sarà tanto lavoro in questi giorni di festa. Grazie ancora, una buona giornata e buon lavoro. Bene, tanti auguri ancora a tutti. Grazie. Vediamo uno spaccato di quello che succede in questo momento. La viabilità cittadina a Catania, via Vincenzo Giuffrida, le auto sono ferme, sono i semafori pedonali in questo momento a regolare comunque il traffico. La situazione comunque sembra abbastanza tranquilla, considerato, insomma, come abbiamo già detto ieri, insomma, le scuole chiuse, il traffico si alleggerisce e comunque c'è anche chi è in vacanza in questo ponte di Pasqua. Ci fermiamo, fra poco torneremo di nuovo a Messina, non so se abbiamo la possibilità di sentire per un attimo ancora il nostro Francesco Triolo, che vedo sui monitor di servizio. Francesco, brevemente, appena un minuto adesso, poi torneremo di nuovo a collegarci dopo con te. Sentiamo Francesco. Sì, ti sento. Ti sentiamo. Vediamo se riusciamo a qualcuno in diretta. Da dove arriva? Guarda, in diretta, come ti chiami? Manuela, da dove arrivi? Da Torino. Com'è andata? Ci racconta lei, vieni qua, mettiamoci a favore di camera. Com'è andata? Benissimo, è stato un viaggio veramente bellissimo, ci siamo divertiti in compagnia, abbiamo mangiato, abbiamo giocato. La notte com'è passata? Degustazioni? Sì, degustazioni abbiamo fatto il pomeriggio, poi la notte un po' più. Allora, avevi preso quello di Natale, Sicilia Express di Natale? Quindi prima esperienza. Sì, la rifarei 1000 volte. Spero che ci saranno tante altre opportunità così. Questo è un messaggio alla Regione, Angelo. Avete sentito? Sì. Uno dei primi commenti, dei 57 sono le persone che sono scese in questo momento a Messina, dei 540 siciliani che erano a bordo del Sicilia Express, partito ieri alle 12:30 da Torino Porta Nuova. Grazie. Tu dove vai? Io a Messina. Ok, lei ha concluso qua il viaggio, mentre Angelo, il treno che vedete alle mie spalle, siamo al binario 9, farà adesso una manovra stile vecchi tempi, cioè verrà sdoppiato tra il binario 9 e il binario 10 per le due direzioni, una in direzione Siracusa, una in direzione Palermo, dove poi arriveranno gli altri passeggeri che si sono man mano aggiunti da Torino in poi. Ci segnalano una serata di divertimenti, ci segnalano una serata comunque in un viaggio comunque tranquillo. Vi racconteremo con altre voci raccolte poco fa nel telegiornale il viaggio che c'è stato tra Torino
Momento difficile stamattina con Messina. Comunque torneremo con Francesco Triolo magari più avanti nel corso della nostra trasmissione. Abbiamo sentito però l'arrivo del Sicilia Express, l'abbiamo colto in diretta, le prime voci dei giovani e non scesi dal treno. Noi ci fermiamo, una sosta, poi torniamo ancora con i quotidiani nazionali con Emanuela Corsi. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora riapriamo il collegamento con Messina, siamo alla stazione con Francesco Triolo. Buongiorno, ti vedo in buona compagnia, Francesco. Sì, Angelo, in buona compagnia, buonissima compagnia. Massimo Minutella, Mario Incudie, sono due, chiamiamoli talent, che hanno animato la serata, la nottata del Sicilia Express. E fuori prima del collegamento parlavamo di quello che hanno fatto, parliamo con Massimo, tante risate, tanto divertimento. Alla fine il Sicilia Express diventa un po' il veicolo per la sicilianità. Sì, assolutamente. Buongiorno intanto, Buongiorno. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, fantastico. Molti pensavano, ma chissà quanto tempo impiega. Quindi il treno è lo strumento più social che abbia mai conosciuto in questi ultimi anni, molto più di Facebook, di Instagram e di chissà quale altro social. Io ho socializzato, mi sono divertito, me la sono goduta, ho conosciuto tanti ragazzi, abbiamo cantato e devo dire un'altra cosa, ho mangiato bene. Ieri sera ci siamo mangiati uno spezzatino che era niente male, quindi è un'esperienza che consiglio a tutti. E permettetemi di rispondere ai tanti che pensano che prendere questo treno sia da sfigati, e invece vi posso garantire che è troppo divertente. Massimo, raccontiamo un retroscena con Mario. Avete scritto una canzone su questo treno? Allora, il treno c'era, il brand c'era, il nome c'era, mancava l'inno, e quindi Sicilia Express diventa un inno, una canzone che abbiamo scritto con Massimo ieri fra un pezzo, fra una esibizione e l'altra. Lo abbiamo già cantato ieri sera insieme a tutti i ragazzi, già è diventato una hit, quindi tra poco lo registriamo e sarà l'inno del Sicilia Express. Io vorrei leggervi soltanto il ritornello, se me lo concedete. Cantarlo no, perché non sono capace, a incudire di mattina vi sconsiglio. Ma di mattina? Allora, Sicilia Express, portami giù tra quelle voci che non sento più. Sicilia Express, portami giù tra i sorrisi di chi sa aspettare e quel dialetto che non può cambiare. Questo è il ritornello, Per Bellissimo. sentirla tutta, collegatevi tra qualche giorno e la sentirete. Prima del viaggio di ritorno? Ma è bravo, ottima intuizione. Ora lo diciamo agli organizzatori. Prima del viaggio di ritorno speriamo di farvi sentire e di portare a bordo l'inno del Sicilia Express. Comunque un'esperienza bellissima che consiglio a tutti. Il treno, mi associo a quello che dice Massimo, è veramente lo strumento più social del mondo. Ci si ritrova, si ritorna a essere comunità, e soprattutto quando c'è la Sicilia di mezzo, il treno esplode di energia. Angelo, hai domande? No, la domanda è che viene subito alla mente. Loro parlano di social, parlano di un modo conviviale, diciamo così. Se c'è qualcosa da poter migliorare, volevo chiedere a loro, perché hanno raccontato di qualche cosa di bello, di meraviglioso come esperienza, però cosa si potrebbe fare per renderlo ancora... Siccome siamo siciliani fino in fondo, c'è qualcosa da migliorare, perché non possiamo mai... Certo, assolutamente, è tutto perfettibile, no? Cioè, si possono migliorare molte più cose. Raccontavo ai ragazzi che bisognerebbe probabilmente aumentare i posti, perché il treno è andato sold out dopo poche ore dalla messa online della vendita dei biglietti, credo intorno alle 600 unità, e quindi andrebbero verosimilmente aumentate, forse anche raddoppiate. È inutile dirti che è uno strumento che accende i fari sul carovoli, ma noi facciamo gli artisti, non risolviamo i problemi, possiamo soltanto in qualche maniera proporre, e allora la mia proposta è quella di aumentare e mettere molti più vagoni, perché ti posso garantire che il costo del biglietto era poco, cioè, insomma, non costava tantissimo. 29 euro, 39 esatto, euro. Cioè, abbordabilissimo. Vi posso garantire che la qualità del viaggio, posso dirti che il treno strapulito, ogni 10 minuti c'erano i custodi a pulire le toilette, pulitissimo. Chiediamo a Mario, cosa si può migliorare?
Allora, si possono migliorare tante cose, però siccome io sono sempre per vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, io oggi festeggerei il fatto che finalmente c'è un treno che con 29 euro ti riporta in Sicilia e che ti dà la possibilità di non vedertelo passare il viaggio, con tante attività, perché non ci siamo stati solo io e Massimo, ci sono state masterclass di vino, assaggi, degustazioni, giochi. Purtroppo non sentiamo più il collegamento di Messina con Incudine con il nostro Francesco Triolo. Peccato davvero, però ci torniamo magari più avanti al momento della partenza dalla stazione di Messina. Proveremo a collegarci di nuovo con Francesco Triolo, che ci ha fatto vivere l'arrivo in diretta del Sicilia Express, e poi ancora le voci, le testimonianze non solo dei viaggiatori, ma anche di chi ha animato poi il viaggio di ritorno in Sicilia. Adesso facciamo una brevissima sosta perché vediamo le previsioni meteo. Facciamo la rassegna stampa. Continuiamo con la rassegna stampa. Allora, andiamo da Emanuele in attesa magari di poter riprendere il collegamento. Stavo pensando che potremmo a Natale fare Buongiorno Sicilia dal Sicilia Express. Potrebbe anche essere un'idea. Potrebbe essere veramente una bella idea. Facciamo un Buongiorno Sicilia Express. Che dici? Si potrebbe fare. Mi è venuta veramente voglia di salirci sul Sicilia Express. Allora, partiamo dal Corriere della Sera, Angelo. Vediamo quali sono i fatti più importanti, soprattutto dall'estero, perché ieri è il bilaterale appunto Meloni-Trump, un clima disteso. Trump tra l'altro non ha nascosto neanche la sua simpatia nei confronti del nostro premier, sì al dialogo con l'Europa. Il vertice e gli elogi, è un'amica, con lei l'Italia è il miglior alleato, queste le parole di Trump. E poi sull'Ucraina: la guerra non è colpa di Zelensky. Giovedì l'accordo sui minerali. Il leader statunitense poi ha accettato l'invito appunto di Meloni a Roma, considererà se incontrare l'Unione Europea. Il tavolo poi su difesa, energia e spazio, non solo sui dazi. E poi vediamo in primo piano nello studio Vale il duetto, i sorrisi, distinguo appunto su Kiev, perché lui ha detto la colpa non è di Zelensky, ma non ha nascosto neanche non ha una grandissima stima nei confronti appunto del presidente ucraino. E poi altre notizie, la BCE che taglia il costo del denaro, mutui e imprese, cosa cambia? Purtroppo ieri si è consumata una tragedia perché una cabina della funivia nel napoletano è precipitata nel dirupo. Ci sono 4 morti nello schianto. Si è spezzato il cavo dell'impianto sul Monte Faito a Castellammare di Stabia, salvati 10 passeggeri sul vagone a valle. Qui vediamo appunto il disastro in questa foto. Purtroppo, e poi incidenti come questi non sono nuovi, si ripetono, non dico con ciclicità, però... La cosa incredibile è che era stata riaperta questa funivia soltanto una settimana fa dopo dei lavori di manutenzione. Quindi bisognerà sicuramente indagare per capire cosa sia successo. E poi insomma weekend di Pasqua, un lungo ponte di vacanza, ma intanto l'Italia è flagellata dal maltempo, soprattutto il nord Italia, pioggia e frane. Un 92enne ha perso la vita annegando. Il maltempo appunto che si sta concentrando sul nord, ma che dovrebbe scendere anche sino a sud. E poi vediamo nel taglio basso, da Portofino a Milano, i comuni più ricchi. L'elenco in base ai redditi dichiarati. In testa c'è il centro Ligure, appunto Portofino, che è scelto sicuramente dai più danarosi. L'effetto dei residenti VIP. Vogliamo dire che è una media di 94.000 e oltre 1.000 euro all'anno, poi 61.000. C'è l'Aiatico, Toscana. A Milano c'è Basilio. E Basilio in Lombardia.
però sicuramente Portofino spicca su tutti i comuni. Vediamo la Repubblica di oggi, nel taglio alto appunto quello che è accaduto sul Monte Faito, precipita cabina della funivia, morte 4 persone, un ferito grave. E poi il titolo in grande nel taglio centrale, la promessa di Trump, la Premier verrà a Roma per dialogare con i vertici europei. Il presidente statunitense la elogia, Georgia miglior alleato, ma non cede sui dazi e torna ad attaccare Zelensky sulla guerra. Dall'Italia impegno per investimenti su gas e difesa. Vediamo qualche titolo su questo incontro, qualche titolo che è stato scelto dai quotidiani. Il Tempo, per esempio, scrive United States of Georgia. E poi ieri la nostra Premier, la nostra Presidente del Consiglio, a un certo punto ha interrotto anche la traduttrice e ha detto adesso faccio io, quindi non ha voluto l'intermediazione nel colloquio con Trump. Ma sì, ma lei diciamo che comunque da quando si è insediata è parecchio cresciuta anche a livello internazionale, perché parla senza il traduttore, parla in inglese, quindi insomma diciamo che dal punto di vista dei rapporti con l'estero Giorgia Meloni sicuramente è una presenza ormai consolidata e riconosciuta da tutti i leader appunto del mondo. Il Riformista scrive Love Actually, cioè l'amore per davvero, ecco, è davvero amore, idillio tra Georgia e Donald su immigrazione e anti-woke, che poi è sicuramente il punto focale della politica di Trump. Lei tiene duro sull'Unione Europea e Ucraina, prossimo rendezvous a Roma. La Stampa, relazione speciale, e qui vediamo i due appunto con un Donald Trump sorridente. Ti voglio fare vedere questa notizia, Angelo. Sì, poi ci fermiamo dopo questa notizia, magari ci ritroviamo subito dopo. Intanto vediamo, questa è una foto... Una foto molto forte che è stata scelta però da tanti quotidiani, è stata messa in prima pagina per raccontare quello che sta accadendo sulla striscia di Gaza. Un bambino mutilato, lo scatto di Gaza che commuove il mondo. Le sue parole: mia cara mamma, come ti abbraccerò. E ci fermiamo qui. Ci fermiamo, vediamo le previsioni meteo, subito dopo saremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì tempo variabile sul nostro territorio con fenomeni a carattere sparso che interesseranno principalmente il centro-sud e le regioni di nord-est. Meglio invece altrove, dunque in Sicilia l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantendo un venerdì stabile e assolato con cielo sereno. Al più di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, localmente si toccheranno i 21-22 gradi. E dunque per quanto riguarda la giornata di sabato avremo ancora bel tempo su tutto il territorio, prevarrà il sole, il contesto sarà nuovamente stabile con clima asciutto, cielo sereno e terso, al più lievemente velato nell'arco della giornata. Temperature massime diurne che saranno stazionarie con punte fino ai 24-25 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora continua il ping pong tra lo studio, tra il nostro studio e la stazione di Messina. Torniamo da Francesco Triolo perché fra poco il Sicilia Express riprenderà il viaggio, si sdoppiano a questo punto diciamo i due convogli, uno va in direzione diciamo Palermo, l'altro correrà verso Catania e poi anche diciamo Siracusa. Andiamo da te allora Francesco.
Angelo, io non ti sento perché purtroppo torno in cuffia, quindi vado di default, così ho visto che mi ha dato la linea. Siamo in attesa qui al binario 9 della stazione centrale di Messina, dove il Sicilia Express partirà a breve. C'è un po' di ritardo, circa 30 minuti sulla tabella di marcia, però il treno ormai è arrivato in Sicilia. 540 i siciliani a bordo che si stanno dividendo tra Messina, Catania, Palermo e Siracusa. Una sessantina sono scesi qui a Messina e poi gli altri proseguiranno una volta che verrà dimezzato il treno. Come abbiamo sentito anche dagli ospiti dei minuti precedenti, c'è musica, divertimento, la serata, la nottata comunque è trascorsa in maniera serena. Grazie, allora Francesco, ti liberiamo, so che chiaramente adesso stai per continuare a realizzare il servizio che vedremo poi nei nostri telegiornali, quelli diciamo della mattina di pranzo. Grazie ancora per questo contributo da Messina, buon lavoro a te. Grazie a voi. Torno adesso da Emanuela per un paio di minuti, proseguiamo la rassegna stampa, poi ci dovremmo fermare. Allora, ripartiamo da Avvenire, ti faccio vedere due notizie, Angelo. Intanto nel taglio centrale la foto di Papa Francesco, ieri a Regina Coeli, non ha voluto rinunciare a questo appuntamento, non ha fatto il classico lavaggio dei piedi, chiaramente per le sue condizioni di salute, però ecco, il Papa non tradisce i carcerati e va a trovarli. Francesco non rinuncia appunto a questa visita ed esorta i preti, il campo e il mondo. E poi, a proposito di Chiesa, il grido dei genitori di ragazzi abusati. La Chiesa cambi, iniziativa di ascolto della CEI alla luce anche degli ultimi fatti di cronaca. Proprio un paio di giorni fa l'arresto di un prete di 48 anni a Brescia che avrebbe abusato di diversi minori. Andiamo a vedere la prima pagina dell'arresto del Carlino. A San Marino, preso il killer dei cani, in 14 anni pensa che ne ha uccisi 40 e sai come? Con il veleno. Si tratta di un ottantenne. E poi a Bologna, ragazza ventenne palpeggiata, l'arma a caccia del branco. Restiamo su questa prima pagina, sempre per quanto riguarda la cronaca, vediamo nel taglio basso. Parliamo purtroppo dell'ennesimo femminicidio, ce ne sono stati 2 nel corso delle ultime ore. Uccide la moglie e poi avverte la suocera con un messaggio: ho fatto quel che dovevo, ora auguri. A Varese la vittima alle amiche diceva: prima o poi mi ammazzerà, e purtroppo così è stato. E poi a proposito di femminicidi, dicevamo, ce n'è stato un altro. Questo è il Messaggero del Veneto. Ammazza l'ex moglie e si uccide schiantandosi. Ex operaio di 59 anni, era ai domiciliari e ha sfruttato un permesso di 2 ore. La donna aveva 46 anni, lui poi si è messo in macchina e ha avuto un incidente mortale, appunto. Entrambi erano tunisini. Ancora, non so se abbiamo ancora qualche minuto, Angelo. Sì, ancora un minuto sicuramente. E allora vediamo la prima pagina del Messaggero, naturalmente l'incontro Trump-Meloni, Trump Unione Europea, dialogo a Roma. Questa è la promessa di Trump a Meloni, che appunto verrà nella capitale italiana per incontrare gli altri leader europei e parlare soprattutto naturalmente della politica commerciale sui dazi. E poi la tragedia del Faito, appunto, precipita la funivia, ci sono 4 morti, c'è un'inchiesta, non dovevano farli salire con quel tempo, un'allerta meteo ignorata e la fune di soccorso appena sostituita l'accusa, non dovevano appunto farli salire. Vediamo il Giornale. Meloni convince Trump, vediamo i 2 leader appunto sorridenti assieme ieri prima di entrare nello studio ovale. E poi Giorgetti che appunto parla con il Giornale
dice supereremo meglio di altri la crisi dei dazi, quindi comunque c'è fiducia anche alla luce di questo incontro avvenuto nelle ultime ore tra Meloni e il Presidente degli Stati Uniti. Infatti vediamo sul Sole 24 Ore, Meloni a Washington, Trump, faremo al 100% un accordo con l'Europa, che poi era un po' la mission di Meloni. Non c'era soltanto il tema dei dazi, ma sicuramente era uno dei principali punti di questo bilaterale, e Meloni che ha fatto un po' da pontiere, quindi per cercare di trovare un accordo tra l'intera Unione Europea naturalmente e gli Stati Uniti su questi accordi commerciali. E poi un'altra notizia che abbiamo visto sulle prime pagine, la BCE che taglia i tassi al 2,25%, eccezionale incertezza, le borse sono andate giù dopo questa notizia, Casabianca poi contro Powell. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. L'ultimo quotidiano, poi ci E allora fermiamo. anche qui naturalmente tutti si sono occupati di questo incontro con Trump che incorona Meloni, ma la smentisce su Kiev. Niente sui dazi, la Premier lo invita a Roma. Lei è eccezionale. Quando insomma Meloni è arrivata, rivolgendosi ai giornalisti, le parole di Trump sono state proprio queste: a great person, riferendosi Una grande persona. sì, allora. a Meloni. Grazie Emanuela. Adesso ci fermiamo, breve sosta e poi apriremo un altro collegamento per questa mattina, fra pochissimo. Buongiorno Sicilia. E allora siamo di nuovo in studio, buongiorno Sicilia, abbiamo visto il Sicilia Express, abbiamo sentito le voci del Sicilia Express e adesso continuiamo a parlare in qualche modo anche di ragazzi, no? Soprattutto di ragazzi, perché il Sicilia Express è un mezzo per aiutare i ragazzi che vogliono tornare a casa a basso costo. Però adesso parliamo di ragazzi prodigio, mi permetta di utilizzare questo termine. Grazie, buongiorno intanto per essere con noi a Fabrizio Fronterré, che è il presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catania. Sono dei piccoli geni, quelli adesso che andremo a vedere, che fra le altre cose oggi sono tornati a scuola, con la scuola chiusa, perché è una bella esperienza la loro. L'impresa dei tuoi sogni 2025, una bella soddisfazione. Assolutamente sì, e beh, è chiaro che l'occasione è importante. Vediamo quindi... anche una foto di tutto il gruppo. Sì, parte dei giovani che hanno partecipato al contest di quest'anno, perché in totale eravamo 10, qui siamo, se non erro, 6, poi gli altri sono i vincitori del concorso di quest'anno e beh, certo l'occasione era importante, voglio dire, quante volte capita di fare un collegamento TV, quindi sono tornati a scuola. Sono tornati a scuola perché evidentemente ne vale la pena, Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è anche la mia collega che li ha seguiti, il suo dream coach, no? E quindi... Adesso sentiremo e parleremo con loro, non appena sono pronti. Li abbiamo visti già prima in bassa frequenza, chiedo l'ok soltanto alla regia per andare da Edoardo Sergi, che vediamo adesso collegano. Qualche momento ancora dobbiamo dare anche le luci, diciamo, a questo collegamento in modo da poterli vedere in chiaro e non, diciamo, in penombra. Allora, tutto questo mercoledì 16 a Palazzo della Cultura. 15, martedì 15, diciamo, sì. Il 15, c'è stata, diciamo, la giornata finale. Una giornata finale che però ha visto la partecipazione di diverse scuole, diciamo, di Catania. Sono tante le scuole che hanno partecipato. Noi oggi andremo in una in particolare, andremo a San Giovanni La Punta, all'ITIS Galileo Ferraris. Sì. Allora, quest'anno hanno partecipato 5 istituti scolastici, i progetti erano una quindicina, gli studenti coinvolti circa 120, devo dire i progetti erano tutti di altissimo livello, infatti è stato veramente difficile scegliere il vincitore e i vincitori, diciamo, secondo e terzo posto di questa competizione, però ecco, diciamo che sul primo posto dubbi non ne avevamo, quindi devo dire che è stato insomma abbastanza chiaro, ecco, chi allora ce lo avrebbe facciamo vinto quest'anno. raccontare da loro questo primo posto, se siamo pronti. Chiedo allora di andare, ecco, lo vedo già, Edoardo, buongiorno. Intanto prima ci diceva Fabrizio, il dottore Fronteré ci diceva di questo progetto, ci raccontano loro, i protagonisti. Vedo che sei in compagnia intanto di docenti ma anche di giovani studenti. Il progetto è Student Coin. Buongiorno Edoardo, buongiorno.
Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Siamo all'istituto del Galileo Ferrari di San Giovanni La Punta perché questi ragazzi hanno vinto un premio speciale che è il premio L'impresa dei tuoi sogni con Student Coin. Allora iniziamo subito. Vittorio, spiegaci cos'è Student Coin. Allora, Student Coin è un progetto che nasce dalla necessità di studenti di avere accreditati i risultati scolastici. Sostanzialmente il nostro compito è quello di riuscire a trasformare i risultati degli studenti in benefici concreti ed istantanei. La nostra visione è quella quindi di creare un mondo in cui gli studenti vengano ricompensati sempre nella maniera corretta attraverso l'utilizzo di una piattaforma basata sui token. Al giorno d'oggi tutti sappiamo che le certificazioni sono sempre più costose e di conseguenza tantissimi studenti non possono permettersele e abbandonano gli studi. Immaginatevi quindi uno studente che vuole proseguirli ma che si trova di fronte a questa problematica. Attraverso la Student Coin e i buoni voti presi a scuola è riuscito ad accumulare abbastanza token per potersi permettere finalmente le sue desiderate certificazioni. Tutto ciò grazie a delle API sicure che permettono di caricare i voti in una blockchain e di certificare le certificazioni attraverso degli open badges. In questo modo lo studente attraverso i suoi risultati scolastici può ottenere dei premi attraverso quindi i buoni voti presi a scuola. Beh, insomma, allora vediamo il professore Cosentino e il professore Milazzo. Intanto dove nasce questa idea e poi sta funzionando? Questi ragazzi ora prendono bei voti rispetto a prima oppure questa cosa è ancora in via di sviluppo? No, assolutamente, l'idea nasce da loro principalmente, poi noi li supportiamo e chiaramente insieme alla dottoressa Castelli che chiaramente dà il contributo poi reale nel mondo lavorativo e poi sì, loro chiaramente già il fatto che si siano impegnati in questa idea sicuramente li ha stimolati ancora di più a quello che è il mondo, nel caso nostro, dell'informatica, quindi la materia specializzante di questo percorso di studi. Professore, qual è stato invece il suo ruolo all'interno, diciamo, di questo bel progetto che non viene fatto sempre in tutte le scuole, è una cosa speciale? Sì, esatto, noi come istituto tecnico cerchiamo di coniugare quelle che sono le classiche competenze tecnologiche, informatica, a progetti di innovazione come questi. Cosa facciamo normalmente? Condividiamo studi di ricerca come la token economy, in questo caso, che viene molto utilizzata in ambito di ricerca scientifica con i ragazzi con spettro autistico piuttosto che altri tipi di problematiche, e da questo, condividendo queste ricerche scientifiche con i ragazzi danno vita poi insieme anche ai nostri tutor a quelli che sono idee di progetto come questo, quindi si basano sempre idee su approcci scientifici, di letteratura scientifica, e poi cerchiamo di coniugare quello che è la necessità del mondo reale con quelli che sono anche gli obiettivi dei nostri programmi tecnici di istituto. Ecco, come l'obiettivo principale è quello di stimolarli e a prepararli alla vita che verrà dopo il diploma. Il professore ha parlato di tutor, noi abbiamo Martina Castelli che è una tutor della sezione di Confindustria Giovani. Allora, qual è stato il tuo ruolo e cosa ti hanno insegnato anche questi ragazzi? Assolutamente, mi hanno insegnato tantissimo, sono davvero intanto orgogliosa di loro per l'obiettivo raggiunto. È il secondo anno che insieme ai professori vinciamo questo contest che ha l'obiettivo di avvicinare i giovani studenti al mondo dell'imprenditorialità, dove per vincere c'è bisogno di tanta competenza e moltissima passione, e queste sono due caratteristiche che i ragazzi hanno. Sono lieta di far parte di questa bellissima avventura, ma soprattutto di ricevere da parte loro tutto l'entusiasmo che li contraddistingue. Grazie a questo progetto si può anche, diciamo, sconfiggere quella piaga che è la dispersione scolastica. Tu che hai un'esperienza, diciamo, migliore dei ragazzi, secondo te questa idea può arrivare a essere, diciamo, esportata anche in altre scuole? Assolutamente sì, la Student Coin è un progetto vincente perché nasce dalla necessità dei ragazzi. Ovviamente abbiamo analizzato un importante business plan e per fare un business plan come si deve è necessario anche portare avanti delle analisi di mercato, e le analisi di mercato i ragazzi l'hanno fatto con i loro compagni, non solo di questo istituto e anche degli altri, e quindi il target di clienti ha già risposto molto bene. Insomma, sono cose che a scuola non si fanno spesso. Allora io chiederei ai ragazzi di un po' spiegarci cosa c'è in questa slide, perché qua vediamo, no? Il token uscite, token entrate, spiegalo tu, vieni. E qua, ecco, faccio un po' una fotografia di che cos'è questo. Allora, essenzialmente qui possiamo vedere, diciamo, un bilancio totale, come c'è scritto, dei token
che abbiamo nel nostro wallet. In questo caso, per esempio, qui abbiamo il pagamento per un pagamento premio voto alto, in questo caso 15 token, e poi possiamo andarli a spendere, come possiamo vedere, per esempio per un buono Amazon o magari per, non so, fare un corso Cambridge, un abbonamento di Netflix, per la qualsiasi le nostre uscite e qui troviamo le nostre entrate generali, in questo caso mensili. Ma di chi è questa idea? C'è uno in preciso rispetto a voi oppure è stata un'idea di tutto il gruppo? Venite ragazzi. Diciamo l'idea è stata elaborata un po' da tutti, ogni volta che si riscontrava una problematica uno di noi faceva notare che era presente questa problematica e magari un altro dava una possibile soluzione e così via fino a quando siamo arrivati all'idea finale che è questa che stiamo presentando oggi. Ma da cosa avete preso spunto? Edoardo, torniamo di nuovo in partiti, studio. Quindi dal problema che hanno gli studenti. Sì, torniamo Sì, di nuovo in Angelo. studio perché purtroppo il tempo è molto, molto ristretto. Dobbiamo dire intanto grazie alla scuola che ci ha aperto, diciamo, le porte stamattina perché siamo in un periodo di vacanze pasquali. Dobbiamo ringraziare i professori, dobbiamo ringraziare la tutora Martina Castelli, dobbiamo ringraziare anche Fabrizio Fonterré che è qui in studio con noi. Grazie, in bocca al lupo ai ragazzi allora che hanno realizzato questo progetto. Per l'anno prossimo si sta già lavorando, così chiudiamo Ci in 30 stiamo già secondi. lavorando, ma in realtà il progetto non finisce qui perché il 14 maggio a Palermo c'è la finale regionale dove i ragazzi vincitori e le ragazze invece della seconda classificata, esatto, Better You, esatto, andranno a Palermo, quindi speriamo di vincere anche il contest regionale per quest'anno, poi l'anno prossimo vedremo, insomma. Allora noi ci aggiorniamo su questa vicenda. L'anno scorso abbiamo vinto, quindi allora, anche quest'anno dobbiamo vincere. Incrociamo le dita. Grazie al dottore Fabrizio Fonterré che è il presidente grazie. del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catania. Breve sosta e poi andiamo a Palermo, parliamo di Pasqua, oggi è venerdì santo e allora lo faremo con Marco Gullà, con lui ci sarà e c'è già un ospite, Don Ugo Di Marzio, fra pochissimo con noi. Lo abbiamo annunciato, adesso andiamo a Palermo, 6-7 minuti per stare insieme a Marco Gullà, ma soprattutto al suo ospite, al quale diamo il benvenuto, Don Ugo Di Marzio, che è il parroco della Chiesa Santissima Maria delle Grazie di Palermo. Buongiorno Don Ugo, buongiorno a Marco. Buongiorno Angelo, e oggi venerdì santo non potevamo non sentire un parroco, un prete, ma in questo caso abbiamo appunto scelto Don Ugo, che abbiamo anche sentito qui a Buongiorno Sicilia per altri temi legati alla microcriminalità, alla povertà, anche alla mafia. Oggi vogliamo parlare di Pasqua, vogliamo dare un messaggio in vista ovviamente di Pasqua da un quartiere comunque importante, particolare, aggiungo io, come lo Sperone. Sicuramente buongiorno a tutti, una bellissima settimana si prospetta per tutto il mondo, la settimana della Pasqua. Ecco, questa settimana santa in modo particolare diventa un'occasione di riflessione, di preghiera, di incontro, di riscoperta della fede, di conferma della fede, ecco, nel popolo cristiano. Abbiamo iniziato domenica scorsa con la Domenica delle Palme, abbiamo iniziato con questo momento forte in tutte le chiese del mondo, ora siamo nel vivo nel cuore proprio del Triduo Pasquale. Ieri abbiamo vissuto la Santa Messa in Cena Domini, abbiamo rievocato l'istituzione dell'Eucarestia, questo grande dono per noi cristiani cattolici che è Cristo stesso che si offre, che si dona per noi. Ma oltre alla mensa abbiamo contemplato il gesto importante di Gesù precedente alla seduta a tavola, che è la lavanda dei piedi, momento importantissimo nelle comunità che ci ricorda come per noi credenti, ecco, il Signore Gesù ha dato se stesso per noi fino alla fine, li amò fino alla fine, così come dice bene il Vangelo che abbiamo ascoltato ieri. Oggi ci prepariamo a vivere questo venerdì santo fatto di silenzio, di contemplazione. Già stanotte la Chiesa è stato un via vai continuo, sia qui a Roccella ma anche a Sperone, tutte e due le parrocchie che vivono, un po' tutte le chiese della città hanno vissuto la vista dei cosiddetti sepolcri, anche se in realtà per noi credenti non è un sepolcro ma è l'altare della reposizione. Lì abbiamo contemplato questo grande mistero di questo Dio che ci ama alla follia e ci ama fino a dare se stesso per noi. Lo abbiamo contemplato, siamo rimasti con Lui, abbiamo vegliato e la veglia continua tutt'oggi fino alla celebrazione poi dell'adorazione della croce, che sarà questo pomeriggio alle 15 o giù di lì in tutte le parrocchie del mondo. Noi la celebreremo qui alle 18 a Roccella, alle 17:30 a Sperone. E poi stasera la Via Crucis, altro momento importante nella vita della comunità. Ripercorreremo
la via della Croce come una via Crucis vivente. Per la prima volta anche allo Sperone e a Roccella ci sarà la via Crucis vivente, voluta qui dall'associazione LCU che opera sul territorio da 10 anni, che quest'anno ha voluto dare questo segno al quartiere importante. Don Ugo, scusami, posso entrare in tackle su di te, perché insomma mi è venuto in mente di fare una domanda, ma rispetto a qualche anno fa ci sono più giovani o meno giovani che comunque vengono alle celebrazioni, vengono a messa, soprattutto si incamminano verso questo percorso che poi porta a Pasqua? C'è una riscoperta della fede soprattutto nei giovani, e questa è una cosa bellissima, soprattutto perché smentisce quei preti che purtroppo magari a volte si adeguano un po' al mondo social, ecco, purtroppo abbassando un po' troppo il messaggio cristiano. I nostri giovani cercano, ecco, qualità, cercano un messaggio forte, cercano radicalità, cercano chiarezza, non cercano il prete clown, il prete che scherza semplicemente, cercano un pensiero forte, stabile, in un tempo complicato dove di stabile c'è ben poco purtroppo nella nostra società. Quello che resta certo invece è il Cristo per chi crede, e i nostri giovani cercano questo, è molto bello. Infatti non abbiamo sicuramente pianto la mancanza di fedeli giovani in entrambe le parrocchie, questa è una cosa meravigliosa. Io ho 2 comunità parrocchiali, come sapete, che camminano insieme, entrambe le chiese della nostra colma, e soprattutto a San Marco giù a Sperone, dove io sono entrato da 2 anni rispetto a questa dove sono da 9. Ecco, si sta ripopolando anche di famiglie, di giovani, di coppie, e questo la dice lunga. C'è sete di Dio in questa società 2025, non è vero che parlare di Dio è qualcosa di antiquato per bigotti, per vecchiette, per gente disperata, ma è un messaggio forte e importante che riguarda tutta l'intera grande famiglia umana. Grazie Don Ugo. Don Ugo, la ringraziamo, il collegamento breve questa mattina perché siamo con i tempi un pochettino più, diciamo, contingentati. Allora, grazie per questo messaggio, che è un messaggio anche di speranza, un messaggio di rinnovata speranza, mi permetto di dire, soprattutto per i giovani che si sono riavvicinati, come ci raccontava Don Ugo, a questo momento di gioia collettiva che può essere definita anche la Pasqua. Grazie a Marco Gullà, grazie a Don Ugo, grazie per essere stati con noi. Santa Pasqua, che sia superamento del limite. Ecco, la Pasqua è la festa che ci insegna a superare il limite, ci mette questo grande limite che è la morte dinanzi, ma ci mette Cristo che la vince, e ci dice che con lui possiamo vincere quei limiti che ancora oggi nella nostra società a volte ci vengono imposti. Santa Pasqua a tutti. Grazie ancora. Ci fermiamo, adesso ci sono le pillole dell'almanacco e poi vedo già, c'è pronto Marco, il nostro Marco Amato. A dopo, a fra pochissimo. Il 18 aprile si celebra la giornata internazionale dei monumenti e dei siti, un'iniziativa avviata nel 1982 dall'ICOMOS per promuovere la conservazione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale mondiale. Questa giornata rappresenta un'opportunità per riflettere sull'importanza dei monumenti e dei siti storici e sul ruolo che ognuno di noi può svolgere nella loro tutela. Il Sole è un'enorme centrale nucleare. Esercita la forza gravitazionale che tiene assieme il Sistema Solare e la sua energia inonda i pianeti di calore e di luce. All'interno del Sole avvengono svariate reazioni nucleari come la fusione. Pensate che le radiazioni prodotte all'interno del Sole impiegano anche 1 milione di anni per passare dal nucleo alla superficie del Sole, per le condizioni di pressione e densità presenti e per molti altri fattori. Ogni mattina, buongiorno Sicilia, c'è l'oroscopo, leggiamo e vediamo insieme le stelle, un fine settimana che ci porta a Pasqua. Buongiorno Marco Amato, oggi il sole splende praticamente dalle tue parti, speriamo che sia una Pasqua anche ricca di sole in tutti i sensi, non solo da un punto di vista meteo, anche il piattino, non solo la tazzina. Tazzina, maglietta, tutto quanto, celebrazione appunto del sole proprio perché Pasqua è rinascita e luce ed è assolutamente tutto quello che gli astri prevedono, proprio perché il sole passa in Toro, quindi nel cuore della primavera, mentre Marte ruggisce fortemente in Ariete, quindi sole, calore, passione, azione. Allora, come sarà questa Pasqua e questo magico weekend? Per Ariete il sole vi abbandonerà, ma al cambio
cambio ci guadagnate perché Marte invece entra in Trigono, quindi ritrovate il vostro entusiasmo e la vostra energia. Toro, baciato dal Sole in questa Pasqua che vi porta assolutamente una grande forza, una grande energia, e finalmente inizia un periodo molto bello e molto piacevole per voi. Gemelli, tutti questi movimenti planetari vi inducono all'azione, quindi forza, siate attivi anche in questo weekend di Pasqua in cui vi si chiederà molta partecipazione. Cancro, molto fuochini i movimenti planetari per voi, ma qualcosa finalmente si seda, si calma, anche le vostre emozioni sono un po' più stabili, il che è raro. Leone, forti con Marte nel vostro cielo zodiacale e con un Sole che vi chiede di riconfermare di nuovo il vostro ruolo, quindi un Leone di nuovo molto ambizioso. Vergine, la Vergine può in questo weekend di Pasqua approfittare per fare pace con qualcuno, per chiarire qualcosa e per essere di nuovo diplomatico e sereno. Bilancia, il Sole ha finito l'opposizione, quindi per Pasqua sarete più sereni. Marte invece vi induce all'azione e vi indica assolutamente di essere molto più veloci, di correre. La Luna sarà in quadratura in Capricorno, quindi fate attenzione un po' agli effetti, qualche ripensamento. Scorpione, per voi la posizione planetaria di opposizione del Sole vi toglie un po' di energia, sarete un po' stressati, non ve lo posso nascondere, ma assolutamente felici e paghi di passarlo bene. Sagittario, finalmente Marte in Trigono, quindi rinvigoriti anche voi al cambio planetario, perdete il Sole ma guadagnate Marte, va bene così. Capricorno, segnato dalla Luna questo weekend di Pasqua, quindi in famiglia, emozionale e molto a che fare con dei sentimenti un po' più dolci. Il Sole dal suo Trigono vi darà di nuovo vigoria. Acquario, inizia sia l'opposizione di Marte che la quadratura del Sole, sarà una Pasqua un po' stressante e piena di impegni, ma a voi non dispiace dissacrare un po' le feste per ricorrere comunque al lavoro. Grande passione. Pesci, una Pasqua assolutamente serena, piena di sole e anche molto comunicativa. Non temete neanche Marte che finalmente vi lascia in pace e non vi fa cadere addosso tutte quelle responsabilità che a volte vi schiacciano. Detto questo, auguro a tutti una buona giornata e una buona Pasqua a tutto lo staff di Antenna Sicilia e a tutta la nostra bella isola. Buona giornata. Grazie Marco, auguroni, buona Pasqua anche a te, ci vediamo martedì, considerato che a Pasquetta non ci saremo. Adesso gli appuntamenti del fine settimana in Sicilia con il weekend per l'appunto. Da giovedì 17 a domenica 20 aprile, il docufilm Atalanta, una vita da dea, approda al cinema. Il docufilm, che racconta il passaggio da regina delle provinciali a regina d'Europa, è in programmazione anche in Sicilia. 2 le sale coinvolte, UCI di Palermo e Luci di Mister Bianco. Per le festività pasquali, il Politeama Garibaldi di Palermo accoglie uno dei capolavori della musica sacra, Passione secondo Giovanni, Bach Wer Verzeichnis 245 di Johann Sebastian Bach. L'opera viene eseguita venerdì 18 aprile alle ore 21 e sabato 19 aprile alle ore 17:30. La Villa Bellini di Catania torna protagonista per il 3° anno della caccia alle uova di Pasqua. La manifestazione si svolge sabato 19 aprile con inizio alle 10. Un'occasione speciale per donare ai bambini momenti di gioia e spensieratezza. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Prima di salutarci torniamo da Emanuela e i suoi quotidiani. Una curiosità. E la domanda è sempre quella, siamo soli in questo universo, Angelo? Vita sul pianeta, siamo su Repubblica a 124 anni luce, è la prova più forte mai trovata. Il telescopio spaziale Webb avrebbe avvistato acqua e idrogeno su K2-18b, e questo è il nome del pianeta, che orbita attorno a una piccola stella rossa, lo vediamo in questa foto, ma la cosa pazzesca è che
Vediamo questi dettagli a miliardi di chilometri di distanza. Sembra fantascienza, ma non lo è, grazie a questo telescopio potentissimo che si chiama James Webb della NASA, così potente da poter analizzare la composizione chimica dell'atmosfera di questo pianeta che si trova, insomma, Mamma mia, a una distanza sconfinata. Però Grazie. chissà, magari ci sono degli abitanti anche. Probabilmente sì, non lo sappiamo, lo scopriremo. Grazie Emanuela Corsi, buona Pasqua anche a te. A te Angelo, buona Allora Pasqua, ci troviamo buona a Pasqua a Buongiorno tutti. Sicilia martedì. Intanto però, come sempre, chiudiamo con la musica. E il 18 aprile del 64 nasce Paolo Carta, che ha vinto anche il Festival di Sanremo nel 2009. A tutti voi da Buongiorno Sicilia, buona Pasqua e ci ritroviamo.